C'è stato un incontro fissato dall'autorità portuale affinché fossero presentate tutte le istanze delle associazioni e di vari comitati, tra cui il comitato che rappresento, il comitato Waterfront. Al centro della discussione il tema dei parcheggi gestiti dall'autorità di sistema portuale nelle aree che vanno da San Basilio a Sant'Andrea passando per Piazzale Roma e che il progetto di riqualificazione eliminerebbe al 70%. Ma l'incontro non ha dato i risultati sperati. Abbiamo chiesto come prima istanza che fosse fissata una calendarizzazione, quindi un tavolo tecnico con dei tecnici affinché tutte le istanze di ogni comitato fossero portate in maniera tecnicistica davanti a coloro che poi dovranno rielaborare il progetto, dato che stiamo parlando comunque ad oggi di un documento preliminare di progettazione e pertanto stiamo ancora solo discutendo di linee guida. Tavolo tecnico che non sarebbe stato preso in considerazione. Quello che il comitato chiede all'autorità portuale è di poter discutere insieme le proposte. Il comitato Waterfront aveva delle idee da proporre. Parliamo dell'area che va da San Basilio a Sant'Andrea. Tutta l'area della Scomenzera, che dal documento preliminare di progettazione dovrebbe sostanzialmente diventare un terreno di edificazione e quindi di volumetria e quindi di ulteriore cemento, a nostro avviso non è compatibile con l'idea di sostenibilità che propone il progetto, il documento preliminare di progettazione. Riteniamo infatti che a Venezia ci siano tante case sfitte anche nell'area di Santa Marta e quelle case potrebbero essere per esempio ristrutturate e tutta quella cementificazione che loro vorrebbero edificare a nostro avviso potrebbe tranquillamente non essere posta in essere. C'è anche da dire che quella parte, a nostro avviso, potrebbe essere dedicata ad un parcheggio all'aperto. Ma questa è solo una delle soluzioni. Ora il prossimo passo sarà il confronto del comitato con comune e regione.